Aiuto, il carroccio va a fuoco. Nella terra più propizia ai salviniani, il Veneto, si scaldano un po' troppo i motori, dal momento che le due personalità forti della Lega nel territorio, Tosi e Zaia, rispettivamente segretario regionale nonché sindaco di Verona e governatore regionale, risultano ormai ai ferri corti. Il primo perché non accetta di essere messo da parte a favore del reggente nella corsa alla ricandidatura di maggio, il secondo perché ha benedetto la cena di Arcore di domenica 8 febbraio, in cui Silvio Berlusconi e Matteo, non Renzi ma Salvini, si sono riavvicinati. Insomma, allo stato delle cose, in vista dell'appuntamento elettorale di primavera, si pensa ad una lista civica tosiana sganciata dalla Lega, che invece dopo l'esperienza di governo regionale con i berlusconiani esulta all'idea che anche a livello nazionale le cose si siano rimesse a posto. Due protagonismi diversi, quelli di Tosi, anti-berlusconiano, e Zaia, figure di grande consenso ma di spiriti decisamente distanti. A tale proposito abbiamo avvicinato la personalità emergente del carroccio in Veneto, quel Massimo Bitonci, già sindaco di Cittadella e capogruppo leghista in Senato, oggi primo cittadino di Padova, che non nasconde la propria preferenza. Sono contento che poi il segretario Salvini abbia raggiunto questo accordo, che penso molto importante non solo per Zaia ma per tutti noi, per tutti quanti i veneti, perché comunque il centrodestra sarà unito e compatto con un gran governatore che ha un gran consenso a livello regionale e nazionale, e quindi adesso c'è da ovviamente costruire l'intorno, che l'intorno è fatto di persone, no? È fatto di persone, e noi auspichiamo che ci sia un netto rinnovamento, come è successo poi anche qua in Comune a Padova, dove nelle nostre liste, nelle liste della Lega, della lista Bitonci e di Forza Italia, sono entrati moltissimi giovani che stanno facendo, devo dire la verità, anche un eccezionale lavoro.